Quello che vedete in queste immagini è ciò che resta della strada del Savuto in Calabria, meglio conosciuta come la strada d'oro o anche strada Mangiasoldi. Per ogni metro che riusciamo a calpestare sono stati spesi circa 15.000 euro. Sono poco più di 4 km di asfalto che hanno drenato risorse per 60 milioni di euro, a cui si devono aggiungere le parcelle milionarie che ancora oggi la comunità montana paga per i numerosi contenziosi legali nati a partire dal 1990, anno in cui si appaltò per la prima volta il progetto. Il potenziale rischio franoso di questa zona è noto a tutti. Ci sono degli studi dell'Università della Calabria che certificano che sono dei versanti con dei terreni spingenti verso valle. Questo è un terreno scistoso, altamente franoso, soggetto a scivolamenti verso valle. Nonostante tutto si dà il via alla costruzione di questa strada che doveva collegare la provincia di Cosenza a quella di Catanzaro, ma al momento di scavare ci si accorge che il primo lotto, in particolare il tratto che va dal comune di Marzi a quello di Carpanzano, nasce su un terreno altamente franoso. L'impresa appaltatrice dei lavori iniziale incominciò naturalmente a capire, no, che questo tratto di strada purtroppo non sarebbe stato più realizzabile con quella cifra. Si rescisse il contratto e si diedero i lavori ad altre imprese. Imprese locali che erano pool di imprese che adesso se ne è persa pure traccia e che completarono i lavori alla meno peggio. Alla meno peggio perché a rischio c'erano i soldi del Fondo di Investimenti e Occupazione che non ammettevano altre proroghe. Anzi, chi dirige i lavori, che per una strana coincidenza si è occupato anche della Salerno-Reggio Calabria e della statale 106, detta strada della morte, sollecita la fine dei lavori perché, scrive in una relazione, la revoca dei finanziamenti provocherebbe un danno ambientale. Sì, aveva tutti i visti in ordine sicuramente. Ma... Mi dice com'è possibile collaudare una strada del genere? Sono quelle cose che si spiegano con il nostro sistema, che funziona purtroppo così. È una strada d'oro. Sarebbe costata meno se fosse stata d'oro? Sarebbe, esattamente. 13 anni per costruirla e la strada del Savuto, dopo appena qualche giorno dalla conclusione dei lavori, viene chiusa. Bastano poche gocce d'acqua, infatti, e gli smottamenti divorano letteralmente le carreggiate. Ed è qui il vero danno ambientale: pezzi di asfalto che quotidianamente scendono a valle, piloni di cemento costruiti nel bel mezzo di un fiume, tralicci dell'alta tensione che si trovano proprio sulla punta della frana. Quella è la strada, la vecchia 19 in Frana, e quello è il provincia della Terna, che sta sul versante di Frana. Vedete quelle cose verdi, no? Sì. Sono dei tiranti che agganciano i piloti, no? Alla montagna, in modo da impedire la frana. Nonostante tutto, la frana si è tirato naturalmente tutto quanto è sceso tutto a valle. Già nel 1996 un verbale dei Vigili del Fuoco avvertiva del movimento franoso in tutta la zona, temendo persino per la tenuta della vicina linea ferroviaria. Ma sul piano della burocrazia tutto diventa opinabile, anche il crollo della strada. Questo è il Vigili del Fuoco perché è abbastanza estemporanea questa posizione, perché per le indagini geognostiche era stato incaricato in sede di gara una società di Roma e l'Italstrade vinse la gara perché disse di aver fatto anche 16 indagini per trattibile. Questa strada è crollata alla fine, cioè non esiste più. No, è che solo credo, in una sola zona che c'è stato uno smottamento, ma non mi pare della strada in sé. Guardi, veramente io sono stato sul primo lotto, la strada non c'è più. Questo non glielo so dire, io non ci sono stato. Basta andare sul posto invece per capire i termini del disastro. Questi che vedete sulla parete sono i segni recenti dell'ultima frana che ha ostruito totalmente il passaggio del tunnel. Quando ci siamo insediati noi come nuova amministrazione abbiamo trovato ovviamente questa strada, il macello che lei ben conosce, ben sa. O questa strada si ripara e finisce dove è adesso, sì, oppure
non se ne fa nulla e resta tutto questo scempio così com'è. La politica deve dare questa risposta. Sta di fatto che comunque resta il simbolo di uno spreco, forse il più eclatante in Italia. Penso al più grande spreco in Calabria sicuramente. E in attesa che la politica risponda, sopra la montagna franata si è spianata un'altra strada su cui la gente continua a passare, sprezzante del pericolo. C'è uno sbarramento virtuale che consente comunque il passaggio dei cittadini, no, scusa un attimo che questo qui. Buongiorno. Signore, lei sa che non si può passare qui? Com'è che ci passa? No. Le scorciatoie. La strada è chiusa però, E lei ci passa lo stesso, ma lo sa che è pericoloso? Sì. Vabbè, il mio rischio è pericolo se mi succede Vabbè. Io ho chiesto se volevate aggiustare la strada. Ah, ecco. Lei la fa spesso questa? Sì. Ma sa che non è pericolo? Sì. Però, insomma, non è a posto. E ora guardate cosa succede nella parte sottostante ogni volta che passa un'auto. Lo scolabus, io adesso non mi costringo a dire delle cose che non contro i miei colleghi. E mentre ogni catastrofe la comunità montana ha pensato bene di risolvere il problema piazzando castelli che raccomandano la sicurezza o la percorrenza del tratto franoso solo nei mesi che vanno da maggio a ottobre. Che dire, non a caso siamo nella città degli Oscar.